Mi trovo qui proprio in piazza a Terenzano perché venerdì notte, quindi nella notte tra venerdì e sabato, quindi proprio all'inizio del weekend, in via Roma a Terenzano c'è stata la visita di alcuni delinquenti, alcuni malintenzionati che sono entrati all'interno di un'abitazione dove vive una signora anziana. L'hanno bloccata, immobilizzata, sequestrata e le hanno portato via tutto quello che riuscivano a sottrarle. È successo nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno a Terenzano in via Roma. Alcuni delinquenti, si tratta di 2 o 3 persone, sono entrati all'interno dell'abitazione di una signora anziana che preferisce rimanere nell'anonimato. L'hanno chiusa in casa, in una stanza, e nel frattempo le hanno portato via tutto ciò che riuscivano, a cominciare dai gioielli che indossava dal grande valore affettivo. Ci ha raccontato. Dopodiché, in pochi minuti, se ne sono andati dileguandosi, fortunatamente senza fare del male alla signora, che sta bene, anche se ovviamente è rimasta colpita da quanto accaduto, vista che è la prima volta in vita sua che le succede una cosa del genere. La vittima della rapina in persona, che ci ha effettivamente confermato tutto quello che è accaduto. Noi abbiamo trovato la casa facendo le nostre ricerche, abbiamo educatamente bussato, suonato al campanello e ci ha aperto ovviamente proprio la signora che con, devo essere onesto, una pacatezza che in questi casi di solito non è facile riscontrare, ci ha raccontato quello che le è accaduto, perché dopo fatti del genere non è assolutamente scontato avere questa fermezza e questa lucidità nel anche raccontare a noi, che comunque eravamo per la signora ovviamente degli sconosciuti, tutto quello che è accaduto. Adesso ha detto si doterà di ulteriori sistemi di prevenzione, sistemi di sicurezza, e io le ho chiesto: ma signora, ma vive da sola? E purtroppo sì, e loro lo sapevano, mi ha detto, altrimenti non sarebbero arrivati. Infatti adesso mi sa che non vivrò più da sola, e quindi insomma immaginiamo che possa farsi aiutare insomma da qualcuno per non passare più le notti ovviamente da sola.